E il viaggio prosegue. Prosegue il viaggio infernale di Dante e di Virgilio, che dopo Caronte trovano un altro che gli dà un passaggio. È Fléjas. Oh Biacittini, il viaggio è terminato, fece Fléjas tutto soddisfatto. Dante si guardò intorno preoccupato. O Virgilio, onde c'è sceso questo matto? I diavoli escan fuori da ogni anfratto. So sulle torri, i muri e nel fossato. Se ce l'hanno con noi, io me la batto. Per di più, vada lì, è tutto infuocato. Per forza, è naturale, siamo a dite. Che volete vi dica, maestro mio? Io sono nuovo del posto, mi capite? Se non lo sapete voi, lo sape io. C'è un'altra cosa che non capisco poi. Ora, o perché ci si darà del voi? Ma i diavoli non gli davano il permesso di curiosare nella città di Dite e non si smuovevano più da quell'ingresso manco a finirgli con la dinamite. E quando sulle torri abbrustolite Dante vide le furie, per riflesso gli prese un mezzo attacco di colite, ma tanto lì gli succedeva spesso. In pratica ste furie erano tre. C'era Letto, Tesifone e Megera, che era la peggio della compagnia. Di già guardarla non era quel granché, ma poi era un maligno, guarda, era fa una Megera, insomma, via. La città di Dite, che Dante e Virgilio incontrano nell'8° canto, con tutto un armamentario di diavoli, ci riporta a Siena, a Palazzo Diavolo. La costruzione risale al 1300, ha una torre cilindrica, fu ingrandita e restaurata nel 400. Ma perché Palazzo Diavoli? Perché probabilmente, secondo la leggenda popolare, qui si sarebbero svolti culti satanici, orge, messe nere. Probabilmente perché apparteneva a una famiglia estinta, i Turchi, e nel 400 turchi erano gli infedeli e quindi diavolo. Ma sicuramente qui, ed è storia, nel luglio del 1526 l'armata inviata da Papa Clemente VII e dai fiorentini contro Siena, 5.000 uomini e 300 cavalli, fu messa in fuga e dispersa dallo stremizzito esercito senese, 400 fanti e 50 cavalli. Davanti alle loro facce i fiorentini videro sicuramente quel giorno i diavoli e fuggirono fino a Castellina. Ma per venire ai diavoli dei nostri giorni, nei fondi del palazzo c'era un carraio che aggiustava carrozze e ne ferrava le ruote, con cerchi forgiati col fuoco. Quindi le fiamme erano sempre accese. E poi, fino a poco tempo fa, c'è stato un fabbro, e il fuoco era quindi di prammatica. C'è stato soprattutto, a metà del Novecento, un vinaio e un oste famoso per le bestemmie sue e dei suoi avventori, sempre e comunque, a ogni ora del giorno e della notte. Chi più Palazzo Diavoli di quel palazzo?